fatto? Sì, allora praticamente ho intervistato una persona immigrata, nonché una mia amica, che viene dalla Cina, da cui lei mi ha spiegato il suo viaggio, il suo percorso che diciamo che è stato anche diciamo bello e tranquillo, quindi che ha dormito e infatti per questo io ho tratto che lei è venuta insomma senza pensieri e col massimo del comfort. Dopo parlandoci un po', diciamo, mi sono accorta che era una ragazza che aveva molto, diciamo, curiosità e scoperta sulle cose nuove di qua dell'Italia, però allo stesso tempo aveva nostalgia, diciamo, delle cose dove abitava, cioè i suoi familiari e i suoi cari, quindi ho visto che aveva una necessità di amicizia tra le persone, ma anche una voglia di avere degli amici anche qui, perché ha detto che è stata la cosa più difficile e quindi una ricerca diciamo personale della felicità e in base alle sue sensazioni, a quello che mi ha dimostrato, io mi sono sentita di fargli dare un esempio diciamo come un senso di protezione e appunto per questo ho realizzato diciamo il mio elaborato con un appio che scopre che guarda e i vari strati diciamo sono il discorso della scoperta che comunque viene per stratificazione e i vari livelli e alla fine di tutta questa scoperta ho messo che praticamente c'è un mondo di colori, quindi di tutta la felicità e ho messo anche diciamo due mani proprio per dare il senso di protezione di un abbraccio, ecco. Grazie. Prego.